Quando voglio rilassarmi, vado a pesca al fiume vicino a casa mia. Lo faccio da quando ero piccolo e mi sono reso conto che, oltre a prendere meno pesci, di recente a filo d'acqua galleggiano poco incoraggianti schiume dense e residui, forse inquinanti. Ne ho parlato con mio compagno di classe. Ci è venuto in mente che a scuola abbiamo un laboratorio di analisi delle acque e che nel biennio il prof di chimica ci aveva fatto fare qualche prelievo, da cui è emerso che una buona parte degli inquinanti era composto da detergenti comunemente utilizzati per lavarsi le mani. In particolare, per favorire l'eliminazione dello sporco e la formazione di schiuma, i prodotti commerciali contengono tensioattivi. Abbiamo pensato di coinvolgere tutta la classe in un progetto piuttosto ambizioso, i cui risultati sono stati poi accolti dall'intera scuola. L'idea è stata quella di produrre un detergente universale completamente naturale, biologico e ecosostenibile. Il sapone liquido Astori, privo di tensioattivi, è stato distribuito in tutti i servizi dei diversi ambienti della nostra struttura, nei dispenser della scuola elementare, della scuola media, dei 4 indirizzi di scuola superiore, nei servizi delle palestre, teatro, uffici, mensa e dello studio tecnico Mario Cuzzolin, un laboratorio di prova che lavora per il nostro istituto tecnico. Siamo soddisfatti di poter dichiarare di essere nella fase di attuazione e di verifica dei primi risultati e tutto sta andando per il meglio. Il messaggio passa. Il martedì pomeriggio i ragazzi si alternano per preparare in laboratorio la quantità settimanale di detergente. Se saremo bravi e non sprecheremo, potrebbero bastare 4 litri. Ci piace pensare che la semplicità con cui stiamo vivendo questa esperienza porterà ciascuno di noi a trasferire questa buona prassi a casa e a diffonderla nelle famiglie e tra amici.